troviamo vicino alla Cadoro. La denominazione deriva dal fatto che alcune parti della facciata originariamente erano in oro. Nel 1412 il mercante veneziano Contarini acquistò una vasta proprietà della famiglia, della moglie. In questa vasta proprietà c'era anche un complesso molto grande, così grande da essere chiamato Domus Magna. La Cadoro è il risultato della ristrutturazione di questa grande fabbrica iniziata intorno al 1421. È solo però alla fine del XVIII secolo che l'intero edificio fu oggetto di un'opera di ristrutturazione affidata all'architetto Giambattista Meduna, che modificò in maniera molto pesante sia la parte esterna sia l'interno. È solo nel 1894 che il barone Giorgio Franchetti acquistò palazzo per, pensate, 170.000 lire e cercò di riportarlo a com'era nel 1400. Fin da principio lo scopo di Giorgio Franchetti non fu quello di fare della Cadoro la sua abitazione, ma di ospitarvi la propria collezione di opere d'arte per renderla visitabile al pubblico. Circa di fronte alla Cadoro c'è la Ca' Pesaro. Il grandioso palazzo, ora sede della Galleria Internazionale d'Arte Moderna, sorge nella seconda metà del XVII secolo per volontà della nobile e ricchissima famiglia Pesaro. I lavori e il progetto fu affidato a uno dei massimi architetti del barocco veneziano, Baldassarre Longhena. Le collezioni della famiglia Pesaro annoverano numerosissime opere di artisti, tra cui Bellini, Giorgione, Tiziano e Tintoretto, oltre ai più noti artisti del Seicento e del Settecento veneziano. Acquistato infine dalla famiglia Bevilacqua, divenne proprietà della duchessa Lamasa e lei a destinare il palazzo all'arte moderna lasciandolo a questo scopo alla città.